44 gol fatti e 7 subiti nelle prime due partite di A1, vinte senza troppa difficoltà dalla Prorecco con Camogli e Posilli. Mercoledì i biancocelesti giocano con il Savona, altra squadra a punteggio pieno che arriva da una vittoria 11-10 con il Brescia, l'unica squadra che negli ultimi anni è riuscita a contrastare il dominio della Prorecco in campo nazionale. Loro vengono da una vittoria contro Brescia all'ultimo secondo, quindi già questo deve dire quanto sono forti. E sarà una partita bella da giocare, anche perché è stata la mia ex squadra e sono molto felice di ritrovare questa squadra di nuovo ad alti livelli. Rispetto all'anno scorso il Savona sembra migliorato a partire dal valore dei singoli giocatori. Quest'anno secondo me sono una squadra molto più lunga, con molti più elementi sia di esperienza internazionale e giocatori che hanno scritto la storia di questo sport. L'ultima partita della Prorecco è stata l'importante vittoria in Champions con lo Jug Dubrovnik. La squadra, nonostante sia solo l'inizio di stagione, ha mostrato brillantezza e solidità, riuscendo a prevalere in una trasferta difficile come quella croata. E niente, siamo stati veramente bravi a vincere questa partita, soprattutto sull'uomo in più. 9 su 10 è una statistica impressionante per una partita di Champions League. Loro sono una squadra storica della pallanuoto mondiale e siamo tutti orgogliosi di questa vittoria perché ci consente di stare un pochino più tranquilli anche sulla classifica di questo primo turno di Champions League.